Questo soprannome era Katzelmacher, dove Katzelmacher alla lettera vorrebbe dire fabbricante di gatti. I linguisti si sono interrogati naturalmente da dove diavolo viene fuori questo soprannome. E qualcuno dice, ma sì, sono quelli, gli italiani sono quelli che fanno tanti figli come i gatti, noi diremmo come i conigli, no? Altri dicono, no, ci deve essere qualcosa in comune con il fatto che gli italiani i gatti li mangiano. Almeno gli emigrati italiani erano sospettati di. La verità vera è che probabilmente il soprannome Katzelmacher deriva da una parola, che qui non ripeterò, che gli austriaci sentivano continuamente in bocca agli italiani. Tant'è vero che io ho trovato proprio nelle lettere di un ufficiale austriaco durante la guerra, alla vigilia dell'offensiva del Piave, anche un'altra versione. Questo dice, adesso gliela faremo vedere ai cazzolini, scritto sempre con la K e il TZ naturalmente.